Se io e mio marito figli l'opera, perché mio marito è uno di chi parla bene e parla male, come fanno queste partite? E Padre Salvatore non dirà per lei, ma scusare, ma che questa confusione, che sempre figlio di piange, e si tira le capite e piange, sì, ci vuole parlare? Sì, ce la faccio, vicino là, vieni qua, senti, esagera, piange. Non disse, Padre Salvatore, non disse. Questo male di semo. Lavinia, che stai facendo? Che sta facendo Lavinia? No, le pillole no. Oh, Madre Padre Salvatore, qua c'è pericolo di morte, mia figlia si sta pigliando le pillole. Io lo devo salutare. Arrivederci. Lavinia, benissimo, mamma. Che dico, bambino? Oh, peccato, benissimo, ora come ci faccio? Ci disse. Davvero, mamma? Sì. Oddio. Non ti preoccupare. Sei triste? Ma speriamo, sto parlando. Io vorrei dire un'altra cosa, mamma. Chi? Ti volessi dire che Massimo aveva un nonno orbo, ci manca un razzo e nella giornata ci avevo io. La vita. Ma non ho detto prima. È un fratellino chiave. Un fratellino unico. Ma so pure io. Sto morendo di carino. E queste cose belle sono. Nico. Sì. Ma te la Ma contenta. sta tempo di giornate che ti credo. Lavi. Non può portare tutte. Come? Ma pure mamma. Oh Dio santissima colorata. Lavinia, tu me la vieni a dire prima. Picciolo, cade in questo secondo. No. Tuo padre non accontenterà mai suo matrimonio. E che così, no. E suo padre? E tu? Padre di Massimo, sì. La gobba è stata sciancata. Lavi! Ma senti qua, ma un robot! Di questa famiglia non c'è! Ma come? Sì! Hanno un cane che è un amore! No, mamma! Ci manca una ricchia e si chiama difetto! Lavinia! È impossibile! Ricordati! Tuo padre non acconsenterà mai! Ma perché, mamma? Perché? Come? Perché? No! Tutte difettose di questa famiglia, no? Possibile! Sì, ma sono simpatici però! Sì, tutte difettose, non tutte simpatiche! Comunque, Dio che lo vuole, capisco io, lo voglio, sì, e a chiedere di fare qualche cosa, Che va a fare? E intanto, quando vede tuo padre, non ci diciamo niente, capisci? Perché se te Massimo si confonde, e chi ne funde? Non ci diciamo niente, completamente! Mamma, Massimo mi darà il massimo. Mi dice sempre che mi vede bella, dolce, semplice, bellissima, purissima. Sì, come un'acqua levissima! Anch'io la vedo così, mamma. Sì. Tu vedi che lo cuore, facendo così specialmente vedi che lo cuore. E io farò di tutto per fare questo fidanzamento. E di portare avanti questo amore così dolce, bellissimo e levissimo. Sì, senti che Non sapeva che ci puoi raccontare, lo sapeva, mamma. E ora, comunque, andiamo a fare tutte cose di furbizia. Ma cercare di fare qualche cosa, ma tutto di furbizia. Ma vero, mamma? Sì, senti che facevo. Organizziamo... che potessimo fare? Non lo so, Ma aspetta, Lavinia, Sì, papà? senti qua. Picciotto assai così, Piccola Voglio dire, quando parla la lingua assai ci dice balla. Stai parlando con te? Senti qua. Non vorresti conoscere? Lo vuoi conoscere, vero? Lo vuole conoscere, vedete? Papà, ma
bellissima telefonata. Lo faccio venire. Va benissimo, c'è il telefono, ci faccio pigliare un permesso, perché vedi che Massimo lavora. Lavoro in una grandissima ditta di pulizie. Ma ti dico, fa ragioniere. Ha ragione? Sì, un grandissimo esperto di computer. Sa scrivere poesie, sa lavare, sa stirare, sa stendere le robe, ma soprattutto sa amare. Senti, tu tutte queste cose mi fai ma Senti qua. Che senti dire quando dice sape amare? Inteso come vorresti bene, papà? No. Telefono. Basta, niente! Dai, anche l'ammazzate! Ma che sta facendo un cittadino? Dai, ma che mi fai? Arrasta le carte! Da ruffiare! Pronto? Pecorino! Pecorino! Ma che formaggio? Ma che non vediamo pecorina? Vieni col nonno, ti aspetto. Ciao pomodorino, ciao. io mi chiamo Pomodoro e tu Pomodorino non ci hai chiamato Ma mai. così mangiamo l'insalata! Bella, una palata! Stai venendo col nonno? Sì, senti, mi chiedo c'è tempo la lettura. Io non ho compagni da svolgere, non compagni per ora. Sì. Lei sta guardando la gamba, ma la Oddio, che va a succedere? Che va a succedere? Ma non ci può Ma io sempre che sta E qui si fa la manica di morto. Vieni un bicchiere d'acqua? Sì, va bene, tu mi chiami l'acqua, sì. Oddio, Che si deve fare? oddio. Che succede? Mentre camera, io sono la spesa. Una macchina. Scaccia un mattonino. E qua si vede scacciare un mattonino. Cristo, è malamorio. Oh, per Dio. Oh, per Dio. Oh, per Lavinia. Che sta dentro? Per un mangiaciunista che arriva la mia fa bene! Oddio, perché danno mio marito lo gattonivolo, vite? Che tecnica Lo buona! gattonivolo, vite, un bel davanti, che disgrazia! Buono! Purtroppo sei con questa vita che soffre il pace. E questo dico io sempre. Per questo dobbiamo vivere al meglio ogni momento. Ma così è proprio! Assunta? Più calma si sente? Sì, fatemi vedere una cosa. Caso mio. Tu, la sera, la chiude la bombola? Oh, Tutte le sere. Tutte le sere la chiudo la bombola. Stai attenta! Ma se la chiudo io. Perché ci danno se la bombola aperta. Sapete che può succedere? Che ne esce un gas. Esce un gas, piano piano. Scoppia la bombola, cade sta casa, cade chi deve vedere tutto e io poi io. Ecco che può succedere. Buono. Signora Mariccia, buona. Chiusera. sì, vai, chiuso, hai chiudito! Chiudiamola sempre sta bombola. No, ma io sempre la chiudo. Tutte le sere la chiudo la bombola. Signora Mary, che fa l'acqua in bagno dentro casa in riposa? Magari, non lo fai. Però, però, io voglio responsabilità se durante la strada ci succede qualche cosa. Oh, santa madonna, ma questo per forza fa succedere qualche cosa! Santi, venite, vai, signora Mariccia. Allora, Ehi. No, non si sta Basta, basta! la strada ci può succedere qualche cosa. Sì, ma c'è tu. Assunta! Mi chiudere mai. Assunta! La bombola non ti scordare la sera! Non ti raccompagna, non che straziata! Da stigliose, da checche, da pecorine, pomodoro, non ne stavo capendo niente! Santi! Tuo marito morì, io la cantavo cacchi sta cacca, capisci? Che facciamo fare? Che quando mi sta mona sarà sempre dentro da Oh, canzone. chi sarà che fa morire lì? Andate a morire, che la mica contenta! Io non c'è cosa dentro. Oddio, non ci sono lì. Sta arrivando Massimo, capisci? Sta arrivando Massimo! E siamo contenti! Sta arrivando Massimo! Sì, sta arrivando Massimo!
Ma mi raccomando, non ti fare capire che sapevo che c'è. Ma che facile? Oh, Forse ma mi facile? raccomando, noi siamo superiori. Che hai con le gente? Siamo superiori. Ma poi ce ne siamo superiori. Siamo avariati giù. Buongiorno. Grazie. Papà! Che cos'è? Lo dice dopo? Lo dice domani? Mamma! Grazie. Sono felice. Prego, Aspettate che mi spacca! Avessi bisogno di fare acqua! Sapete, alla mia età la cosa che io Ci accompagna Massimo. No, ci accompagna Massimo. Accompagnaci. imparare sogno sto chiusi mio buono cosa male aiutami io e cosa male facciamo mio Ma che tu cosa abbracciare legno per se mi hai fatto una cosa? Scusato, Gaga, studi evento di Santi, ma picca si chi è? Mica sei chi è, ma sta se devo lì, ma storia. Ma che fai? Ma che fai? Massimo, benvenuto a casa nostra, in casa con l'uccello. non vedevo l'ora di io conoscermi pure io si ti dà bella famiglia con l'uccello che bella famiglia Piano. Aspettate. da via da bibì Ma vuoi già far venire? no a bibì no si è scontato Massimo mi aveva scontato questa compagnia mi aveva scontato un bar mi sta dentro come c'è male la rama sinistra e portasse che mi piglia tutta pelata da un culo Ma che sta facendo? si deve no la Ma sei tappa? senza se lo fa fuoco Ma che dici? Ti faccio un po' di caffè magari? Ah, no, un po' di caffè. si muove lo stomaco questo che voglio avanti che mi chiudo che bella fare Massimo! sì Perciò, papà io ho fatto la vigna, mia accennavo. Però io, sai, una cosa tenente, lo si serve delle parti, è proprio una cosa che non si vede, ma cosa osserva proprio, capisci? mamma ti pare che era chiuso No! Che fai proprio
Così, aspetta. Mi sta facendo con le frate. Ma che c'è molto storcio? Che ci succede? Ma che cos'è vera si Ma muove? mi faccio un po' domandare. Sì, ci stai domandando. Anzi, ma mi sta venuto se me lo domandare. Cosa Da chi va così? E mi dice perché hanno messo di cadenza. Ha voluto fare l'amore con mia madre. E hanno messo con padre. La tesi l'ho fatto. E io ero potuto farlo. E da chi va così? La torna, ce l'ho la stessa maniera. E canzone. Non capisco. E poi si risponde. Ma si sa che mi deve Che bella famiglia! Oddio, ti posso dire! Ma non mi va capitato! Bella famiglia! Tiene questo gerarca così mi puoi ringraziare me. Bellissimo, me lo porterò dovunque, in cucina, in cameretta. Quella è la mia famiglia. Ah sì, mamma, sì. Pronto? Santina sono. Sì, Santina. Sì, con l'uccello. Pronto? Non ci sente. Santi. Chi è che c'è? Ah, mi porto il telefono. Sì. Pronto? Santino con l'uccello, chi parla? Pronto? Ma chi c'è interferenza? Pronto? Santino con chi parla? Pronto? Chi parla? Santino con l'uccello, con chi parla? Ascolta pomodoro. Ascolta pomodoro. Pronto? Ma non comare, non mi avanti. Che più fai? Stanno vogliono un po' operare che abbiamo io. Più sfasciato, capito? Ma finisce. Ora, Nini, mo tanto. Sì, basta, però assolutamente, aspetta. Questo dire, ma i tuoi sanno di sto uccedaggio. Ma certo, la mia pecorina è stata accorta. Avete tempi, scassiamo pure un parmigiano. Ma voi potete vedere un mangio che ci sono. A voglia di andare. Che bella famiglia. Ma la piccina non apparire, non dica, ma In ritardo devo. Va bene, e allora? Un santino. Alleluia. Ah, sì, alleluia! Porta di capolizia si diventa pazzia. Ti vanno in compagnia. Che bella famiglia. Che bella famiglia. Come potresti boccaniccia? Arrivederci. Che bella famiglia.
mettiamo caso che ce lo metta, mettiamo caso che scoppia un terremoto. Hai visto scoppiare qualche bombola? Prima che dice il scoppia il tumore. Perché se scoppia la bombola volevo tutte e due! Sì. Cosa Che c'è il rosso? Ma signora Mariccio dice sempre. non rovinare la mia felicità, no! Ma se state rovinando la mia felicità? Papà! Papà! Oddio. Papà! Santi. Papà! Santino. Papà! Ma non mi vedo questa cosa! Papà! Santi. Senti, io prima non era proprio d'accordo. Poi gli venne padre Salvatore. E padre Salvatore mi fece capire che sbagliava io. Vero? E ci vedeva convinto, poi mi cangiava il re. Cangiava il re, è stato convinto proprio di sta cosa io. Poi, arrivando qua, vedendo che hai a che fare con due provoloni, hai visto la mia approvazione. Guarda che ti sta facendo il sigarino, vai via. Famina, mo! Lo sapevo io, lo sapevo! Perfetto. La volere per mia madre si può decidere. Dice sempre fesseria, ma buona per domani. Si dice che meglio un buono con un difetto che un brutto senza difetto. A morale mia madre diceva invece, meglio un bello con suo difetto che un difetto. Non brutto con suo talento, fallo pure a questo vento, così mi diceva. La nera che con E di mia madre. Ora sì! Meglio essere felice una persona difettosa che infelice senza difetto. Ora sì, così è, così è! Così è. Facciamo una Famino, al più presto conoscerai i miei suoceri! sì. Mi porterò una fortuna! Ah sì? Si mette! Perciò? Allora io per il schedina lo lavoro! Meno male che era fortunato, siamo fortunati almeno. Con la F maiuscola! Lei è fortunato con la F maiuscola, io invece sono più sfortunato con la S minuscola, capisci? Allora invece di dire che vai a più di chialare ma ne posso giocare. Ah sì? Oddio, mi puoi fare la testa. Va. Ciao Santi! Ciao papà! Ciao! L'abbiamo fatto! Io non faccio sempre un parlino! Si ci faccia la testa io! Ma l'importante è che ce la faccio! Ora sì! Ora dobbiamo organizzare tutto. Ora va a vedere con questo suocero che voglio bene come la spiegare, come la spiegare che ce l'ho, perché tu come vedi non c'è più un corpo, capisci che c'è più un corpo? Va vero mamma? Ma senti che ma sto suocero sta coppa, ma sai se ci vede? Normale mamma! Normale. E tu sei toccato? No! Io come vi dove la prima cosa che faccio ci tocco questa roba. Ma vero? Sì, tu mi vedi, tu faccio vedere. Ma non ce l'ha fatto fare! Di fortuna! Perché se dici così, guarda, gli è venuto della famiglia, alle soldi e salute, tutte qua. Ma vero, mamma? No. Ma stato soggero. Sciancata, si vede? Chi da pure l'orbe se nattunano mamma? Pure l'orbe! La vigna, i problemi ci sono, come ci sono. Ma vedere come va a risolvere questa cosa. E ti fanno tutte sciancate. Uè, un telefono? E adesso devi rispondere, no? Pronto? Massimo! Sì? Ma certo che ti pensa Massimo! Sì? Quando? Ora state venendo? Va bene Massimo! Ciao Massimo! Mamma sto Signoruzzo, mi piacete signoruzzo? Mi piacete?
tu mi hai parlato di domanda che... Se torna... Io non dormo. Sto sognando. Puoi spegnere. Come si torna? Guarda, senza dormire. Senti, vedi che stanno arrivando le campane, capisci? E vedi che si sistemare il tecchia. Vedi tecchia di profumo che lui vede questo maschio, no? Senza occhi da fondo dopo barba, che la barba stava io... Tu non te ne capisci tutta la scelta, non le chiede, dillo. Ma tu non hai questo vicino, ma metri. Ma come te ne pensate? Ma finisce, però finisce. Stai vedendo che tutti stanno facendo... Ma scusami, dai, vedi che sotto vedremo. No, niente. Capisci il marito? No, no, ci facciamo capire, io non parlo, io stai molto. Invece, a fare finta di niente. Ma le suite, vuol dire. Suite, sì, così vuol E dire. coglionite siamo, suite, sì. Stiamo capendo il candente e cavocchissimo. Comunque, senti, andiamo a fare finta di... Chiudiamo l'occhio, basta. Ma solo qui. Suonalo? Qui che sto là? Tu a caso... Io aspetto qua, faccio finta da 20, no? Senti, fa finta di niente. Niente, qui scrivete di là. Buongiorno Massimo, accomodati. Buongiorno. Signora, piacere, il casamento. E come passava in stanza? E invece che nella stanza avevo qui. E invita a un ragazzo